Eccoci pronti con Don Ettore Malnati per un'altra puntata di Fede Perché No. Don Ettore, quando si chiude l'anno santo? L'anno santo a Roma si chiude l'Epifania, Ok, e quindi, invece, diciamo così, nelle altre realtà diocesane, eccetera, del mondo, si chiude la notte di Natale. quindi diciamo che l'anno santo appunto si è chiuso. Verrà in qualche modo, cosa succede? Verranno tratti dei bilanci dal giubileo? Come... Ma io credo che le persone preposte lo faranno, in modo particolare Monsignor Fisichella, che è Mhm, stato un po' l'anima del giubileo con i due pontefici, no? Sì, beh, da quello che sappiamo, l'affluenza all'anno santo è stata molto molto partecipata. Ecco, sia in tutte le basiliche, no? mhm, La Terranense, la quella di San Paolo, Santa Maria Maggiore, San Pietro, e soprattutto poi le catechesi del Papa Leone, ma anche eh, Papa Francesco, poi la dipartita di Papa Francesco ci ha fatto pensare, no, a sì, tante cose, no? Come ad esempio un meteorite come Papa Francesco che Dio ci ha regalato, no? Ecco, ha potuto anche lì alla Pasqua chiudere il suo pontificato proprio augurando pace, no? E sì. quindi si è spento così. E poi ecco il conclave, la venuta di Papa Leone e questo andare costantemente, diciamo, a Roma con le varie sezioni, gli sportivi, i Sì, giuristi, i cantori, i catechisti, persino gli attori. quegli attori, gli artisti. Quindi è stato tutto un discorso ben preparato, quindi credo che merita un grazie all'organizzazione pontificia per questo, ma anche alle diocesi che sono andate a Roma e alle varie, anche le scuole cattoliche, eccetera, così proprio per sentire la universalità. Ecco, Roma ci fa sentire non tanto la pietà perché ci sono tante distrazioni, ma ci fa sentire la cattolicità e l'universalità. E poi anche ecco, questo abbraccio architettonico del colonnato del Sì. Bernini ci fa pensare all'abbraccio di Cristo nei confronti dell'umanità. Io credo che quest'anno santo, l'anno della speranza, qui io attraverso Studium Fidei ho fatto fare dei percorsi di artisti e anche delle scuole che come vedono la speranza, e poi abbiamo dato anche dei premi. E ho visto la pensosità dei ragazzi, ad esempio delle scuole di artigianato, hanno creato dei piccoli oggetti dove si vede che hanno realmente capito che abbiamo bisogno di speranza, che dobbiamo abbandonare una certa competitività negativa. E poi i ragazzi delle scuole primarie con i loro disegni, con i loro racconti, abbiamo fatto mettere anche qui su un settimanale, un locale, tutte queste attenzioni, questi racconti e questi disegni. Poi abbiamo fatto anche una mostra d'arte, cioè il giubileo è un fattore sociale, ma diventa anche e spirituale, ma anche un fattore artistico. Deve aiutarci ad andare verso il bello, perché Sant'Agostino dice è la bellezza che salva il mondo, cioè la genialità interiore, letteraria e anche diciamo manuale e anche intellettuale è una dimensione da sottolineare. Quindi questo anno santo io l'ho percepito così, essendo qui da pensionato ma non nulla Eh. facente, eccoci, ho visto che c'è tanta voglia di fare, di mettere in gioco le proprie idee e soprattutto le idee di pace, di giustizia e di speranza. Facciamo così. Auguri allora, un buon anno, Gra- l'anno 2026, che sia un anno di bellezza, di speranza, di pace e di prosperità per questa nostra bella Trieste, la nostra regione Friuli Venezia Giulia, che non è seconda a a nessuno. nessuno, né per i presepi, né per la musica, né per l'arte. Grazie. Tanti, tanti auguri e soprattutto un saluto alle persone
che sono state, diciamo, infortunate a causa di Abrazzano, di questa alluvione. E poi non dimentichiamo che quest'anno sono 50 anni purtroppo del Sì, terremoto del Friuli, dal che noi terremoto, abbiamo vero? abbonato. Trieste è stata grande, un cuore grande nei confronti dei fratelli friulani, che prima era, sai, così conflittualità, cioè Sì. triestini non potevano essere ben visti dai quelli della carne e viceversa, e invece ho visto tanta fraternità. Questo deve continuare. Auguri Grazie, a tutti. grazie Don Ettore, tanti auguri, ci vediamo alla prossima, grazie. Grazie.